Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Cantiamo a te, numero 23. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio di clemenza e riconciliazione, che offri agli uomini giorni favorevoli alla salvezza, perché ti riconoscano Creatore e Padre, aiutaci, benevolo, ad accogliere con gioia la tua parola di pace e a essere docili alla tua volontà di ricondurre a Cristo tutte le cose. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ageo. L'anno secondo del re Dario, il 21 del 7° mese, per mezzo del profeta Ageo fu rivolta questa parola del Signore. Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi: chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Ora coraggio, Zorobabele, oracolo del Signore, coraggio, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, coraggio, popolo tutto del paese, oracolo del Signore, e al lavoro, perché io sono con voi, oracolo del Signore degli eserciti, secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall'Egitto. Il mio spirito sarà con voi, non temete. Dice infatti il Signore degli eserciti: ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma.
Scuoterò tutte le genti e affluiranno le ricchezze di tutte le genti, e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L'argento è mio e mio è l'oro, oracolo del Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo porrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo perfido e perverso. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire, a dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle che dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Lode. Ieri abbiamo sentito Erode voleva vedere Gesù, conoscere Gesù. La gente si domanda: ma chi è questo profeta? Sono gli uomini che interrogano Gesù.
Ora è arrivato il momento in cui è Gesù che interroga ed esige la nostra risposta. Ma voi chi dite che io sia? Non quello che dice la gente, quello che tu. E il nodo centrale di questo brano è il passaggio dalla risposta di Pietro a quella di Cristo. Si passa da un messianesmo glorioso, tu sei il Cristo, il Messia che aspettiamo, grandezza, a quella del servo sofferente di Dio che si consegna al Padre. È il mistero della croce che fa da discriminante nella fede in Gesù. È lo scandalo che esige una conversione profonda e continua. Sì, perché il discepolo non è colui che mette in questione Gesù e vuole che sia come lo vuole lui, ma il discepolo è colui che si lascia mettere in questione dal Signore. E questa è la conversione. Il problema non è tanto di riconoscere che Gesù è il Cristo, il di Dio, ma come il Cristo di Dio. Come è il Cristo di Dio? E Lui ce lo rivela. Abbiamo il primo annuncio della passione, domani avremo il secondo. Gesù non è il Cristo dell'attesa umana che viene a mettere a posto le cose, ma il Figlio dell'uomo che affronta il cammino del servo sofferente di Dio. È la prima autorivelazione piena di Gesù, il nocciolo della fede cristiana, il suo mistero di morte e risurrezione redentrice. Sì, il mistero di Gesù è la sofferenza del servo di Dio che ama il Padre e ama noi, suoi fratelli. La croce di Gesù è la causa del nostro male, che Lui si addossa perché ci ama. È il suo perderci per salvarci. Sì, la sua sofferenza è prodotta da tutte le forme di male che anche noi abbiamo escogitato per salvarci. E quali sono queste forme del male? Sono le idolatrie, l'avere, il potere, il sapere, in altri termini la ricchezza, la vanagloria, la superbia. E per questi poteri, per queste idolatrie, si rifiuta di accogliere Gesù e lo si mette in croce. Ma l'ultima parola non è la morte, ma la risurrezione. Verrà ucciso, ma il terzo giorno risorgerà. E questa è la speranza, e questo è il segno dell'amore. Chi è Gesù? Colui che muore per amore per me.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ricorda, o Padre, che il tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, ha distrutto nel suo sangue il peccato del mondo. Volge lo sguardo benevolo ai doni della tua Chiesa e fa che possiamo estendere a tutti la libertà di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotta e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo amore. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace.
Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, la diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini, strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle, in particolare Giovanni, Benedetto, Armando e tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini e le donne di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
Preghiamo. Il sacramento del tuo Figlio che abbiamo ricevuto accresca la nostra forza, o Padre, perché da questo mistero di unità attingiamo un amore grande e diventiamo in ogni luogo operatori della tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto al numero 168. Vergine Santa, Dio ti ha scelta con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave
Osservate, è un ragazzo cerca di qualcosa di facile e veloce da preparare. E agguanta delle crespelle. Ora è in gastronomia, altro suo. Con i prodotti il prezzo migliore di Ali risparmia tempo, guadagna in qualità e soprattutto convenienza. Da 2 generazioni, Cacco Serramenti trasforma materie prime in finestre di alta qualità. Produciamo i nostri serramenti con passione e precisione per garantire durata e sicurezza. Cacco Serramenti, produttore ed esperto, è a Padova, in uno showroom straordinario, pronto a superare le tue aspettative. Cacco Serramenti, la soluzione su misura per la tua casa. Il risultato? Ambienti più belli, più sicuri, più efficienti. La tua casa come l'avevi sempre desiderata. Cacco Serramenti, la perfezione dei dettagli. Visita il nostro sito www.serramenticacco.it. Amici, ben ritrovati. Nessuna nuova buone nuove? Dipende dalle zone. Al mattino buone nuove sull'Emilia Romagna, sul Veneto al confine con il Po, verso il mare, verso la costa, però già nelle zone un po' più occidentali e sul Trentino Alto Adige, sul Friuli Venezia Giulia, molte nuvole e anche delle piogge. Vedete, ancora dei rovesci irregolari che tra l'altro torneranno ancora una volta anche sull'Emilia occidentale, sull'Emilia centrale verso la bassa, queste piogge e questi nuclei anche temporaleschi che si formeranno